Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Ci occupiamo di sindacato CGIL-CISL divise sul metodo. Per la CGIL è necessario scendere in piazza per far sentire la voce dei precari e dei disoccupati. Per la CISL invece questa è la fase del dialogo. A rischio l'unità, i particolari nel nostro servizio. Il problema è sempre lo stesso, la difesa del lavoro e dei diritti. Oggi più di ieri, dicono i sindacati impegnati in 1000 vertenze calabresi, bisogna tenere alta l'attenzione. CGIL e CISL concordano, ma in che modo? È proprio sul come che i sindacati si dividono. La CGIL pensa alla manifestazione di piazza e prende le distanze dal presidente Oliverio. Noi avvertiamo che in questo momento la Calabria chiede altro, noi pensiamo ad un'altra Calabria, non quella di Oliverio. Non nel senso che Oliverio non abbia il diritto di presentare la sua Calabria, ma il racconto che viene fuori dalla Calabria di Oliverio non è un racconto reale. Noi riteniamo che una manifestazione regionale importante a cui si chiama raccolta i disoccupati calabresi, i precari e tutti i giovani, ma ce lo chiede la Calabria. La CISL ha invece un'altra visione delle cose e pensa che questa sia la fase del dialogo. Riteniamo che in questo momento c'è bisogno di risposte immediate e meno di grandi adunate. In questo momento noi dobbiamo dare risposte a un oceano di persone che vive una condizione drammatica a livello produttivo, economico, sociale e occupazionale nella nostra regione. Dobbiamo stare a inchiodare le istituzioni per confronti che possano dare risultati. Al termine si faranno le dovute valutazioni. Unità sindacale a rischio. Noi andremo alla ricerca della unitarietà rispetto alle iniziative e quindi auspichiamo che ci possano essere, così come avevamo deciso a suo tempo, delle convergenze. Poi capisco che su alcune cose abbiamo avuto visioni diverse, ma l'obiettivo comune di far ricrescere una nuova Calabria credo che ci sia da tutti, quindi non disperdiamo l'idea dell'unità, anzi cercheremo di rilanciarla. Abbiamo ritenuto che in questa fase non ci sono le condizioni per andare a iniziative unitarie, fermo restando che per quanto ci riguarda il percorso unitario è da privilegiare perché sicuramente rafforza i lavoratori e ovviamente chi li rappresenta.